TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la politica. Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito il periodo entro il quale dovranno svolgersi le prossime elezioni regionali. Ringrazio il Consiglio di Stato per aver fornito un chiarimento puntuale e autorevole sulla finestra elettorale delle prossime elezioni regionali del Veneto, dichiara il presidente della regione Luca Zaia. Il voto dovrà avvenire non oltre domenica 23 novembre 2025, come indica il Consiglio. Verrà quindi indicato entro i termini temporali previsti dalla legge la data delle elezioni. La Regione del Veneto è già al lavoro, con spirito di servizio e responsabilità, per garantire che i cittadini possano esercitare il loro diritto democratico in un contesto di piena efficienza, preparazione e ordine istituzionale. L'obiettivo è quello di assicurare a tutti i veneti un processo elettorale trasparente, partecipazione, ben organizzato e all'altezza dell'importanza che questo appuntamento rappresenta per la vita democratica della nostra comunità. Rimanendo in tema, il parere del Consiglio di Stato ristabilisce con chiarezza ciò che abbiamo sempre sostenuto. La legge nazionale, come è ovvio, prevale su quella regionale. E se la legge nazionale aggiunge che la durata degli organi elettivi delle regioni è di 5 anni, allora 5 anni devono essere, non 5 anni e 7 mesi, né 8 né 9, 5, punto. Lo dichiara Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, commentando il parere della sezione del Consiglio di Stato sulla nota della Regione Veneto sul conflitto tra legge regionale e nazionale. Si chiude finalmente, prosegue Martella, un tentativo surreale del centrodestra veneto di creare confusione, aprendo un fronte artificiale e strumentale sulla data delle elezioni regionali. La scadenza naturale è fissata dalla legge e cade nell'autunno 2025. Ora, conclude, si fissi finalmente la data del voto come prevede la legge e si restituisca ai veneti il diritto di scegliere il proprio futuro. Parliamo di sanità. Il centro regionale di riferimento per lo sport nei giovani con cardiopatia, attivo all'interno dell'unità operativa complessa di medicina dello sport dell'ULS 2, diretto dal dottor Patrizio Sarto, accoglie persone da tutta Italia collaborando e integrando l'attività, oltre che con i reparti di cardiologia, radiologia, laboratorio analisi e pediatria, ULS 2, anche con altri vari centri cardiologici nazionali, offrendo una presa in carico specialistica per chi convive con una diagnosi di cardiopatia potenzialmente a rischio di arresto cardiaco. Noi abbiamo sviluppato, dice Sarto, un programma dedicato con l'obiettivo di offrire percorsi personalizzati, sicuri e basati sulle più recenti evidenze scientifiche. Nei primi 3 anni di attività più di 400 pazienti sono stati valutati e 171 di loro hanno intrapreso un percorso strutturato chiamato il secondo tempo di Julian Ross, un chiaro riferimento alla seconda possibilità, a un nuovo inizio possibile anche dopo una diagnosi impegnativa. L'età dei pazienti varia dagli 8 ai 65 anni. Voltiamo pagina. Oggi nella Sala Razzi di Cassugana, municipio di Treviso, è stata presentata la nona edizione del premio Goffredo Parise per il reportage, che da quest'anno aggiunge il titolo di Antonio Barzaghi per legare il riconoscimento alla memoria del suo fondatore, lo scrittore ed editore Antonio Barzaghi, scomparso il 26 dicembre 2024. La cerimonia finale si terrà il 7 giugno al Teatro Mario del Monaco di Treviso. L'incontro odierno è stato aperto dall'intervento dell'assessore alla cultura del comune di Treviso, Maria Teresa De Gregorio, che ha ringraziato Antonio Barzaghi, anche a nome del sindaco Mario Conte, per quanto fatto in 60 anni di fervida attività per la promozione della cultura, della bellezza, dell'arte, del paesaggio e della letteratura. Inoltre Antonio Barzaghi, in veste di direttore dell'ente provinciale turismo ed erede di Giuseppe Mazzotti, che egli definì suo maestro, un infaticabile promotore del valore di Treviso e della marca trevigiana. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.